Eccoci Luca, siamo sempre al 44esimo Vinitaly. Io sono venuta a trovare Roberto Castagnier perché anche quest'anno la Castagnier Acqueviti si è portata a casa un premio importantissimo, non solo per il prodotto ma perché anche l'immagine vuole la sua parte, giusto Roberto? Io credo che come sempre una bella persona, una brava persona, se anche ben vestita, si guarda più volentieri. Diciamo che nel campo nostro dei prodotti, comunque del mercato, dei distillati o comunque dei vini, il packaging è importante perché è la prima cosa che la persona nota. È chiaro che poi il packaging deve essere coerente con la qualità che c'è all'interno. Il fatto di avere preso proprio anche quest'anno il premio sul packaging vuol dire che ci abbiamo creduto in un momento difficile, abbiamo investito prima nella progettazione, poi nella realizzazione chiaramente di un abbigliamento che è sempre molto complicato e alla fine ci presentiamo al Vinitaly 2010 con l'idea che in un momento così difficile l'innovazione anche del packaging può essere un valore aggiunto per cercare un successo comunque commerciale di cui le aziende hanno bisogno. Ecco, ma Roberto, quali sono i prodotti che vi hanno fatto vincere questo premio per la seconda volta e quindi ancora più meritato? Certamente, ora dopo l'Acqua 21 che ha vinto l'altro anno e che quest'anno comunque trova proprio l'exploit dal punto di vista commerciale, il premio che ha vinto la medaglia d'argento è la Torba Nera di Cianni, che è un prodotto che usciva in anteprima, abbiamo dovuto proprio realizzarlo gli ultimi giorni di quest'anno proprio per essere pronti per il Vinitaly. E poi io ho un altro stabilimento al mercato San Severino dove ho voluto riproporre un po' l'arte, diciamo, del liquore campano e ho presentato per la prima volta un liquore alla noce, si chiama Nucillo, 3 anni di studio anche lì, siamo andati a riprendere la tradizione campana proprio dell'infusione del mallo di noce attraverso poi la produzione di acquaviti campane che ho fatto lì attraverso uno stabilimento, appena nato, appena premiato. Il nostro mondo, il mondo degli spirits, il mondo dei liquori non è un mondo alimentare, è un mondo che deve dare un piacere, una soddisfazione, far star bene la gente, farla sentire proprio bene anche con la salute. Ecco quindi che la ricerca e la produzione nuova deve portare la gente a non perdere il contatto, diciamo, col piacere, ma a cercarlo in maniera diversa. E i miei prodotti oggi sono proprio in questa linea qua. Il piacere di vivere, mi piace chiudere così questa prima parte di Cronache Trevigiane. Adesso ci vediamo un po' di pubblicità. Io ringrazio Roberto Castagnier e poi tornate qui sempre con il Vinitaly. E rientriamo in questo studio ideale dedicato al Vinitaly 2010. Per noi sarà il Vinitaly del Prosecco DOC, del Prosecco di OCG. Ma dove siamo? Siamo alla Marca, questo consorzio di secondo grado, e ne salutiamo il presidente Valerio Cescona. Allora, ho detto bene, è la svolta del Prosecco quest'anno, Valerio? Sì, direi di sì. Veniamo da un 2009 che ci ha dato grandi soddisfazioni come azienda, in principal modo per i prosecchi, il Prosecco di OC Conegliano Valdobbiadene e l'ex Prosecco IGT. Adesso con la nuova normativa siamo pronti per affrontare i nuovi mercati e le nuove situazioni con un'arma in più che pensiamo possa darci grandi soddisfazioni e grande garanzia anche al consumatore. Ecco, voi siete un consorzio di secondo grado, spieghiamolo sempre. Riunite in pratica le cooperative del territorio e si può dire che con le uve migliori fate dei vini eccellenti. Alla Marca, diciamo, finisce direttamente o indirettamente più di metà della viticoltura trevigiana, della viticoltura di collina, dell'area storica del Conegliano e Valdobbiadene, e dell'area di pianura dove oltre ai bianchi e al Prosecco DOC Treviso troviamo da sempre i rossi della DOC Piave. Se dico Merlot, non sarebbe ora di dare il giusto tributo a questo vino straordinario? Diciamo che è un vino eccezionale, si presta a quasi tutte le occasioni, non stanca, ha la giusta corposità, di contro soffre, e questo va detto a beneficio di tutti quanti, di una concorrenza internazionale. Certamente, e quindi andiamo sugli autoctoni anche in questo caso. Vorremmo rafforzare dopo il Prosecco gli autoctoni, quali il Verduzzo, l'Incrocio Manzoni,
il Raboso relativamente ai rossi. Allora, io ti ringrazio davvero per la consueta autorevolezza delle tue parole. Quindi la marca, pensate, è un consorzio che sta sopra gli altri e ottiene il meglio e ovviamente ci regala il meglio della viticoltura trevigiana. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache, linea a Gloria Tessarolo. 44esimo Vinitaly all'insegna delle novità per la Canevel Spumanti. Alla rivoluzione della nuovissima DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco si è aggiunta l'idea di dar vita ad un percorso particolare che dal 2010 vedrà uniti in casa Canevel la grande musica emergente e un vino temprato da anni di sfide. Carlo Caramel, uno dei titolari della Canevel Spumanti con sede a Valdobbiadene nel cuore della produzione del Prosecco superiore, ci ha svelato queste novità. Il Prosecco è un prodotto che si adatta molto bene al pre-aperitivo e quindi per noi è un prodotto che si sposa bene con la musica, con le compagnie, è un prodotto facile da bere, è molto accessibile di prezzo e questo ne giustifica anche il grande successo che sta avendo in questo momento. E quindi abbiamo voluto sempre abbinarlo con la nostra clientela più giovane, più esuberante, come speriamo siano le nostre bottiglie. Parliamo allora del Canevel Music Club. Abbiamo istituito un concorso musicale selezionando 130 ragazzi da tutta Italia, perché veramente abbiamo avuto adesioni dalla Sardegna, dalla Sicilia, dal centro, dal sud, e abbiamo diviso questi ragazzi in 5 serate di semifinale e chi ha vinto queste semifinali dislocate in tutta Italia parteciperà alla finale qui a Verona e i vincitori saranno un po' i nostri portatori del nostro messaggio per l'anno che viene. Ma chi vince cosa vince? C'è anche un premio materiale dove ci sarà la produzione di un video musicale, quindi per i ragazzi vincitori è un premio importante, che sono tutti quanti ragazzi che non sono conosciuti, però abbiamo della gente che ha un talento nascosto che non ha avuto fino ad oggi la possibilità e la fortuna di trovare chi li ha lanciati. Quindi pensiamo e speriamo di poter avere noi questo colpo di fortuna e di aver saputo scegliere tra tutti questi ragazzi della gente veramente brava e meritevole come pensiamo di essere noi con i nostri prodotti. Il pianista e compositore sardo Romeo Scaccia, finalista nella selezione di Roma, si è aggiudicato il primo premio assoluto del Canevel Music Club, incantando pubblico e giuria alla finale ospitata al K59 di Verona in occasione del Vinitaly.